Allora, signore e signori, buongiorno, siamo a Copenaghen, e siamo Copenhagen. giusto, e siamo a Amager, che è praticamente un supermercato grandissimo qui a Copenaghen, vicino alla zona mare, eccetera, eccetera. Quindi logicamente supermercato molto frequentato, veramente ci sono tantissime cose. Noi siamo nel reparto vini, quindi venite un attimino a vedere che cosa abbiamo qui, per esempio il Barbera d'Asti. Ma che è il Barbera d'Asti? Il Barolo, Gemma, Nebbiolo d'Alba, ma questi ma dove cacchio li hanno fatti? Imbottigliato da Bersano SPA. Ma chi è sto Bersano? Cioè, non lo sappiamo. Dedalo, Sangiovese, Valpolicella, ma ragazzi, ma è una cosa incredibile. Ma non c'è un vino sardo, ma non ci vergogniamo veramente, che qui vendono tutti, la Sicilia, il Chianti classico, San Felice, tutta roba, non c'è un vino sardo. Cos'è questo? I tre vescovi? Ma dove siamo? Al conclave per scegliere il Papa? Ma che è sta cosa? Cioè non c'è un vino sardo, praticamente il miglior offerente in Sardegna è zio Gavino di Ortacesus, che praticamente è quello che compra più vini in Sardegna, quello è il massimo offerente. Quando qui potresti vendere stock incredibili di 100.000 bottiglie, allora no, non possiamo, perché lasciamolo fare ai siciliani, qui, eccetera, eccetera. Boh, vabbè, come al solito noi dimostriamo ancora che non riusciamo a esportare neanche mezza nocciolina, figurati una bottiglia di vino. Vabbè, niente. Sì. Non vogliono, i danesi vogliono. I danesi vogliono, infatti c'era il suggeritore che mi stava dicendo che ai danesi piace il vino sardo, che è molto potente per mangiare l'astice, tutte le storie, il salmone fumicato, però se non c'è, boh, per gli imprenditori di domani potrebbe essere un buon consiglio: venite in Danimarca a vendere il vino, che magari... E pagano anche molto per una pagano bottiglia. anche molto, perché ci sono bottiglie. Vedi, Guardate i prezzi diavolo delle nero bottiglie, quello. guardate, questo è il prezzo Uno. del Non si vede Nebbiolo bene. d'Alba, 119 corone, ma voi vi rendete conto che pagano 20 euro una bottiglia di Cannona, o che noi la paghiamo 4? Ma voi, vabbè, detto questo vi salutiamo, è stato molto bello stare con voi. Noi adesso andiamo a mangiare salmone affumicato e ci vediamo alla prossima puntata di Vini Sardi nel Mondo.